il tesseramento del giorno aperto. Onorevole Pisano, scusami. Pisano al centro e lui è nazionale. Buongiorno a tutti. Prendo la parola innanzitutto per ringraziarvi per la presenza. L'idea è stata votata all'unanimità dai colleghi deputati all'Assemblea regionale e ringrazio anche l'onorevole Pisano del Nazionale per essere qua. Volevamo insieme, quindi con l'onorevole Di Mauro, io, Riccardo, aspettiamo l'onorevole Savarino che ha dato che verrà, insomma, volevamo farvi gli auguri di Natale, volevamo farli tutti insieme, volevamo anticipare in qualche maniera quello che è l'importanza, e quindi mi auguro che arrivi presto il sindaco di questa città, l'importanza di questo nostro territorio per un appuntamento che ci vedrà l'anno prossimo protagonisti con Agrigento, capitale nazionale, capitale italiana della cultura. Che cosa voleva essere questo momento? Un brindisi con gli amici, dirvi che ci siamo e lavoriamo a 360 gradi, da Montevago, paese dal quale io provengo, a Licata, senza tralasciare nessun territorio. In questi giorni stiamo facendo la manovra finanziaria per il 2024, so che tutti leggiamo i giornali, forse dopo 20 anni è la prima volta che questa manovra verrà approvata entro i tempi dovuti e con l'inizio del 2024 la Regione avrà una finanziaria su cui lavorare per investimenti, per opere pubbliche, per precari, per sanità, per tutto. Ringrazio l'onorevole amico Iacolino, ringrazio l'amico Fontana, ringrazio tutti coloro e voi in particolare che ogni giorno vi spendete e ci spendiamo per questa provincia che amiamo. Ringrazio il coordinatore regionale Marcello Caruso che oggi è voluto essere qui con noi e di questo lo ringrazio perché lui ha un doppio peso, un doppio onere, essere il segretario del Presidente della Regione, e questo sicuramente è un lavoro pesante, dall'altro lato coordinare il partito a livello regionale. Non voglio farla lunga, voglio però dirvi che in questa finanziaria e per questa nostra provincia abbiamo messo tanto in termini di investimenti economici, abbiamo messo tanto in termini di impegno. Voglio dire che noi a 360 gradi, e devo dire tutti insieme, anche questo credo che non sia un caso, è un fatto fortuito se oggi qui c'è l'assessore ai rifiuti, acqua, rifiuti e pubblica utilità come Roberto Di Mauro, che stamattina esce il piano rifiuti, non so anche questo da quanto atteso. Dall'altro lato io vicepresidente della commissione bilancio, in commissione sono passati tantissimi provvedimenti per questa provincia, ogni deputato ha avuto l'opportunità di pensare ai propri territori, non vogliamo anticipare nulla perché la finanziaria si concluderà l'8 gennaio, ma vi posso assicurare, poi lo diremo in sedi opportune perché pensiamo di fare degli incontri con l'anno nuovo che arriva, perché tanti sono gli appuntamenti che ci aspettano in questo 2024, con l'anno nuovo faremo riunioni apposite per dirvi in che maniera abbiamo pensato alla provincia di Agrigento. Oggi è una giornata di festa, è una giornata di auguri per le vostre famiglie, di pace, di serenità e di salute, auguri per una provincia che non può e non lo è ai margini e non può essere alla fine delle classifiche, ma oggi si presenta e si presenterà in questo appuntamento del 2025 in una veste nuova. Agrigento ha avuto 5 milioni di euro dal governo regionale. Vi ricordo che quando Palermo è stata capitale della cultura nel 2018, mi pare, ha avuto 1 milione di euro dalla regione siciliana. Non solo, ma per il 2025 nella finanziaria prossima sono previste altre somme per dare a questa città l'autorevolezza che merita e presentarsi all'appuntamento non solo del 2025 ma per gli anni futuri in una maniera bellissima, così come realmente lo è.
L'ultima cosa che voglio dire, ieri proprio, e poi magari l'onorevole Di Mauro lo dirà meglio, ieri in aula c'era un dibattito se dare anche ad altri comuni soldi per eccetera eccetera. Allora io ricordo, e questo mi fa piacere, che il sindaco di questa città ha pensato alla provincia di Agrigento e quindi ai 43 comuni, fissando per il 2025 una settimana per ogni paese, stabilendo che in quella settimana quel paese sarà al centro di capitale della cultura. Io penso che un riconoscimento più bello di questo non si poteva pensare, al di là delle somme economiche che devono o non devono arrivare. Quindi, detto questo, lascio la parola agli altri, vi dico ancora una volta grazie per la vostra presenza, grazie perché senza la vostra forza, senza il vostro supporto noi non andremo da nessuna parte. Dico ancora, è una parola dovete farvela spendere da coordinatrice provinciale per il partito, questo è un partito in vita, è un partito moderato, è un partito progressista, è un partito che dopo la morte del suo leader e fondatore Berlusconi si è radicato ulteriormente nei territori con figure di spicco sia a livello nazionale, modestamente forse anche a livello regionale. Noi andiamo avanti, puntiamo a fare risultati a 2 cifre. Senza questo risultato e senza di voi noi non possiamo farcela, quindi staremo tutti insieme per traguardi futuri che ci attendono. Grazie e grazie.